Tre gli incidenti nello stesso tratto della 4 nella sola giornata di oggi tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste, il più tragico, quello avvenuto nel pomeriggio verso le 16:30, quando tre mezzi pesanti si sono tamponati. Morto uno dei tre conducenti nello scontro violentissimo. Autovie Venete ha disposto l'immediata chiusura del tratto e quindi l'uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia e dell'ingresso al casello per chi è diretto verso Trieste. Sul posto la polizia stradale, il 118, i vigili del fuoco, il personale della concessionaria autostradale e i mezzi di soccorso meccanico. Al momento dell'incidente erano stati segnalati forti rallentamenti, provocando la paralisi del traffico. Alle 13:30 nello stesso tratto si era verificato un altro incidente, un tamponamento stavolta tra un'auto e un tir. A seguito dell'impatto è risultato ferito l'automobilista. I due mezzi occupavano entrambe le corsie di marcia e sorpasso e nel luogo dell'incidente i veicoli erano stati fatti transitare sulla corsia di emergenza. Infine questa mattina, invece, verso le 8, due tir si erano tamponati nello stesso tratto, fortunatamente senza conseguenze per i conducenti.